Covid-19, preoccupazione per i contagi di ritorno che hanno portato negli ultimi giorni ad un notevole incremento delle persone in isolamento domiciliare, stranieri che rientrano da paesi dove l'epidemia è in forte crescita e rischiano di propagare il contagio. Quando lo dicevo io c'era qualcuno che sorrideva, qualcuno che diceva che ero razzista, no? Vedo che adesso si parla con tranquillità di stranieri, del pericolo coronavirus da rientro. Guardi, noi abbiamo avuto in una settimana di luglio 28 focolai, 13 diciamo locali, microfocolai, insomma gestibili in linea diciamo con le previsioni, e poi per arrivare a 28 gli altri 15 tutti portati da fuori, dall'estero. Si ricorda quando io il 3 di febbraio 2020 dicevo dobbiamo isolare gli studenti che vengono da fuori prima di rientrare in classe? Mi hanno detto che ero razzista. Oggi si parla comunemente di tutte queste cose. Stranieri ma anche italiani che rientrano da vacanze o viaggi, ora i timori vengono da fuori ed inducono a non abbassare la guardia. Io penso che noi abbiamo fatto un grande lavoro come squadra veneta contro il coronavirus. 6.500 sono i guariti, oltre 2.000 purtroppo i morti, oltre 20.000 le persone positive, oltre 1.020.000-30.000 tamponi. Adesso siamo preoccupati di questo piccolo ritorno di fiamma che riusciamo a gestire, che però non dobbiamo sottovalutare, cioè di chi viene dall'estero e magari si porta dietro anche il virus. Una situazione che non si sa come possa evolvere nei prossimi mesi. Possiamo avere due scenari: che non torna come è accaduto con la SARS, oppure che torni come è accaduto con la spagnola, che ha fatto una stagione successiva e poi se n'è andato. Di certo questo virus prima o poi se ne va via, speriamo velocemente.